Ciao amici, siamo pronti? Andiamo a vedere i mercatini di Natale. Salve a tutti amici, vi piacciono i mercatini di Natale? Dovete sapere che lo scorso venerdì, ovvero venerdì 18 novembre 2022, sono stati inaugurati i mercatini di Natale di Verona, che saranno visitabili fino al 26 dicembre 2022. Quindi, oltre ad essere una città ricca per la sua storia, per la sua, diciamo, anche atmosfera un po' romantica, un po' particolare, perché abbiamo la casa di Giulietta vicino ai mercatini, quindi c'è comunque l'atmosfera di Verona che già ha il suo perché, però con i mercatini diventa ancora più epica. E da questi mercatini, oltre a quello che vedrete ora nel video, ho portato a casa anche lei, questo piccolo peluscino che ho battezzato Cici, che è molto kawaii, molto carino ed è soprattutto stramorbidoso e servirà per creare già un po' l'atmosfera del Natale. Oltre a peluschetti come questo, ce n'erano alcuni veramente unici, con tutti i design possibili e immaginabili. Quindi, senza indugio, buona visione e buon video. Paoli ha installato il suo tradizionale albero di Natale che ci porta direttamente alla porta d'ingresso verso la città di Verona. Uno sguardo all'arena perché siamo a Verona, quindi è di obbligo. Qui abbiamo la bancarellina di artigianato. Ciao amici, siamo pronti? Andiamo a vedere i mercatini di Natale. E qui inizia la vera e propria magia, ovvero le bancarelle. Eccoci qua, ma che bello, a base di lavanda. Qui abbiamo tutte spezie, speziotte, super spezie. Abbiamo speck, pretzel e molto, guarda che brezzoloni giganti qua. Con la mano sono il doppio di una mano normale, fantastici. La gente che mangia già. E qui abbiamo tutti i pretzel. Tempo che non aspetta, anche se non ha fretta. Tempo che sgonfia i minuti e i dirigibili. Scarta la caramella di questa giornata stramba. Sciuscia il paston de zuccher della domenica. Palombari dentro bicchieri troppo profondi. Cari amici, volete una decorazione di Natale e siete veneti? Alla salute! Panoramica aerea dei mercatini di Natale. Allora, ci sarà la possibilità anche di pattinare ai mercatini di Natale di Verona, ma da settimana prossima. Uffa. E al giro del mercatino di Natale non poteva mancare un'experience dedicata al punch caldo analcolico, buonissimo, ai frutti, tra poco si beve. Tempo che non aspetta, anche se non ha fretta. Tempo che sgonfia i minuti e i dirigibili. Scarta la caramella di questa giornata stramba. Sciuscia il paston de zuccher della domenica. Palombari dentro bicchieri troppo profondi. Dirottatori di altalene fragili.
amici, questi erano i mercatini di Natale di Verona, grazie per essere stati con noi anche questa volta e buon tocco!